Benissimo, oggi ci troviamo sull'altopiano del Cansiglio e andremo a fare un'esplorazione a piedi sui sentieri qua intorno, e partendo dal sentiero qua a Bus della Lum. Siamo con Gigi e Gianluca, eccoli qua che si stanno preparando, e partiremo credo in quella direzione lì. Faremo un giro ad anello e torneremo verso il tramonto, forse anche col buio. Pericolo per la presenza non segnalata di cavità naturali. Ora prenderemo il sentiero degli Slipari, su per di qua. E qui iniziano subito le prime pendenze. Il terreno è molto umido, molto scivoloso, dovuto alle piogge recenti. Bello wild. Queste direzioni per far meno ripido questi tagli. Molto molto ripido qui. Forse non rende dal video, ma sì, in bici riesci a farlo qua, in discesa però. È abbastanza scassato il fondo comunque. Dai che si scollina! Altra segnaletica. Molto bello qua. Serve neanche l'ombra. Qui abbiamo un po' di foliage. Sentire. Che figata. Uno dove sbaglia questo. Abbiamo beccato la giornata giusta. Guarda che luce! Comunque finora non ho sentito un bramico. Comunque il periodo di calorie sono arrivati già gli animali, flora e fauna. Vedi su quell'albero là in fondo, ti dico col segno orizzontale là. Ecco qua un altro cartello. Sinistra. Stupendo. Non credo che arrivi avanti. Era circa 81 metri. Questa è la sperlonga delle due bocche. Questa è la sperlonga delle Do Boche o Bocce. No, do bocche. Qua c'è la targhetta. Un bel buchino, insomma. Ma in dialetto sarebbe bocce, ma potrei... E di qua c'è la seconda bocca. Si chiama delle due bocche. Perché sai, il nome spesso è indicativo. Però sì, allora un po' più
Ed eccoci giunti qua alla strada forestale del Candaglia. Bene, una volta giunti al termine del sentiero degli Slipari, qua abbiamo scollinato sulla strada del Candaglia. Adesso seguiremo il cosiddetto sentiero O in mappa e scenderemo di nuovo verso il punto di partenza. Bene, dai che andiamo, che ci è rimasta esattamente 1 ora e un quarto di luce. Eccoci qua, siamo all'innesto del sentiero O che ci riporterà giù a valle dove abbiamo lasciato la macchina prima. Quindi ora abbandoniamo la strada forestale del Candaglia e andiamo verso valle. Qua va giù di brutto, molto ripido. Beh, comunque è fattibile anche in bici questo. Bello scivoloso anche qui, ma fattibile. Occhio alle radici. Bello. Bello morbido. Nel frattempo il cielo si è annuvolato. Qui il terreno è bello scivoloso. Questo, come sempre. Bellissimo questo passaggio. Guarda che roba. Ecco qua raggiunta la piana di nuovo. Qua cosa c'è scritto? Bus de la Lum, MN+O. Dovrebbe essere di qua. O no, perché è un po' cieco. O no? Guarda, c'è la targhetta. Muore qua però là, adesso quasi 10 metri. 6-7 metri. Dovrebbe essere questo, il bus della Lum. Mamma mia. Gigantesco. Silente Loqui Mur. Qua cosa spiega? Lo sviluppo? Sì, dopo anche La profondità? Mamma cose mia. storici, esplorazioni, gli eventi bellici, 28 sale. È profondo 180 metri. Bello. Si è fatto buio e tra poco dovremo arrivare lì alla macchina. Ok, eccoci qua al parcheggio. Guarda lì che nebbia, pazzesco. E qui si conclude il nostro giro. Alla prossima avventura. Alla prossima Disavventura. non vedo neanche gente che si